È l'inno di Mameli a chiudere in bellezza i campionati italiani di volteggio equestre ospitati all'Equipolis Tiziana a Portogruaro. 340 atleti provenienti da tutta Italia, di cui 180 iscritti alle categorie ludiche e 160 a quelle agonistiche, 28 i circoli ippici, oltre 50 cavalli. Sono i numeri di 4 intense giornate di gare in cui si sono susseguite tante categorie. A scendere in campo per il Veneto ben 134 volteggiatori provenienti da 6 circoli. Una manifestazione veramente straordinaria, con una partecipazione elevatissima. Dobbiamo anche dire che questo comitato organizzatore è una garanzia assoluta in termini proprio di organizzazione e di servizi che vengono offerti al pubblico, quindi diciamo ce lo aspettavamo, ma questi numeri hanno superato ogni aspettativa. Un campionato italiano molto numeroso, dove i nostri volteggiatori veneti hanno confermato le loro buone prestazioni portando a casa dei bellissimi risultati, infatti molti di loro sono andati sul podio. A vincere la Coppa come migliore club agonistico l'associazione sportiva La Fenice, che ha letteralmente sbancato nella maggior parte delle categorie in gara. Nella categoria individuale 3 stelle femminile l'oro è andato a Rebecca Greggio dell'ASD Prati. Individuale 3 stelle maschile invece vinta da Davide Zanella. La coppia, bronzo ai recenti mondiali di hurling, ha conquistato anche il Pas de Deux tricolore. Ho sofferto un po' in questi giorni perché ho accusato un piccolo infortunio, ma niente di grave per fortuna, però sì, diciamo che poteva andare meglio, ma tutto sommato soddisfatti, abbiamo chiuso la stagione bene. Questo campionato italiano è stato, diciamo, la chiusura un po' vissuta, diciamo, in modo molto leggero, molto rilassato, abbiamo potuto godercela, soprattutto anche con l'esercizio di coppia. Organizzazione impeccabile, del resto Equipolis Tiziana è un punto di riferimento in Italia per le manifestazioni di volteggio ad alto livello. Ritengo sia stato un successo per il numero di ragazzi, un successo per il livello tecnico dei vari volteggiatori, per le prestazioni dei loro tecnici che hanno permesso questo grande risultato. Io ho visto dei volteggiatori a un ottimo livello e fanno ben sperare per il futuro. Infatti ancora una volta ad emergere è stato l'ottimo livello tecnico dei volteggiatori veneti, come ha anche evidenziato Nelson Vidoni, figura di spicco a tutti gli effetti del volteggio italiano. Qualche bambino che dice mi sento volare quando galoppo, cioè sono cose molto belle queste, e non sempre calcio, tennis, nuoto, cioè è bello il cavallo. Non abbiamo i numeri che ha la Germania, che ha l'Austria, che ha la Svizzera, però abbiamo delle promesse che dobbiamo continuare a coltivarle, a lavorare, ginnastica, cavallo, sempre con grande rispetto, e penso che il volteggio italiano darà tanto. Fondamentale puntare sulla base. Certamente ci sono dei grandi ricambi in questo momento, perché alcuni volteggiatori importanti hanno smesso o per l'età o per dei problemi fisici, altri non hanno ancora ripreso dopo i campionati mondiali di hurling lo scorso agosto, e quindi ci siamo appoggiati per il momento su quelli più giovani che stanno lavorando molto bene e stanno crescendo molto bene. Il vero segreto sono i ragazzini, iniziare a fare è la base, e dalla base bisogna sviluppare con lavoro e sacrificio quelli che saranno i volteggiatori di domani.